Senza Sky non si vive e non si magna. I lavoratori marittimi del comparto Gran Turismo di Venezia hanno concluso così la loro lettera aperta al presidente del Veneto, Luca Zaia. Una loro delegazione ha manifestato a Marghera di fronte alla sede regionale della Protezione Civile per denunciare una situazione drammatica che si sta facendo insostenibile a causa della crisi provocata dal coronavirus. Da marzo non percepiamo soldi e non abbiamo possibilità di parlare con nessuno perché i sindacalisti non sanno neanche loro e non c'è nessuno. Oggi ci troviamo appunto qui per dare un po' voce al nostro settore che non vede soldi. Cioè, noi siamo famiglie, padri di famiglie con tutte le spese che ci sono a gestire una famiglia, le bollette e tutto quant'altro, e siamo ridotti all'osso che non abbiamo soldi neanche per dare da mangiare ai nostri bambini. I lavoratori marittimi veneziani del comparto Gran Turismo hanno scoperto tramite i sindacati che il loro fondo di solidarietà dell'INPS, che si chiama Solimare, è commissariato e che le loro domande risultano al momento ancora non accettate. Se altrove si può contare sui turisti italiani per limitare i danni di una stagione difficilissima, lo stesso non possono fare gli operatori di questo settore che lavorano al 90% con una clientela straniera. Adesso ci saranno delle riaperture, però ad esempio si potrà cominciare a muovere qualche barca, ma non c'è lavoro per tutti. Allora la situazione è che tutti noi ci troviamo, chi con il Solimar, chi che si trova in cassa integrazione, chi si trova in disoccupazione che la sta per finire o l'ha già finita, si trova senza possibilità economiche, senza uno stipendio, e si vede allarmato dal fatto che la stagione probabilmente non potrà ripartire prima di aprile. Una parte dei lavoratori è riuscita a comunicare direttamente con il presidente Zaia, che ha garantito l'interessamento della regione per una questione che comunque andrà risolta a livello nazionale.